oggi riuniti nel giorno del Signore per incontrare ancora una volta nei segni sacramentali Gesù, il Dio con noi. Egli ci conosce uno ad uno e ci chiama per nome. La gioia di questo giorno del Signore si arricchisce con il dono dell'ordinazione diaconale conferita dal nostro Vescovo ad Alessandro Camillo della parrocchia di Colfosco, a Claudio Foltran della parrocchia di Pieve di Soligo, ad Amedeo Saracino della parrocchia del Duomo di Sacile e a Vincenzo Vitelli della parrocchia di Susegana. Con l'ordinazione diaconale questi fratelli si metteranno a disposizione del Vescovo per servire il popolo di Dio, particolarmente nell'esercizio della carità. In virtù della partecipazione al sacramento dell'ordine, i diaconi hanno il compito di annunciare la parola di Dio. Possono amministrare solennemente il battesimo, conservano e distribuiscono l'Eucaristia in nome della Chiesa, possono assistere e benedire le nozze, portano il viatico ai moribondi, leggono la Sacra Scrittura ai fedeli, istruiscono ed esortano il popolo, amministrano i sacramentali, possono presiedere il rito delle esequie e della sepoltura. Con il loro ministero i diaconi tengono viva in tutta la Chiesa la consapevolezza della comune vocazione di ogni cristiano al servizio, ricordando con la loro vita Gesù che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita. Disponiamoci allora a vivere nella preghiera e nella gioia l'incontro con il Signore risorto. Ci uniamo insieme nel canto di ingresso, Via, Vita e Verità, che troviamo nel foglietto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, sacerdoti, diaconi, consacrati, fedeli tutti, carissimi candidati al diaconato permanente che celebreremo fra poco, benvenuti a questo momento di gioia, di festa per tutta la nostra diocesi, un momento generativo, possiamo dirlo, un momento di speranza, quindi prepariamoci a viverlo con gratitudine e con riconoscenza al Signore, invocando fiduciosamente già d'ora lo Spirito Santo che riempia questi nostri fratelli, li illumini, li consacri, li sostenga nella vocazione a cui oggi corrispondono pienamente. Chiediamo al Signore intanto che purifichi il nostro cuore e lo renda pronto e accogliente dell'incontro con Lui. Affidiamoci alla sua misericordia. Signore, tu che sei via per ricondurci al Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, tu che sei verità, per guidarci al bene, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, tu che sei vita, per ravvivarci in te, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Domine Filii unigenite Gesù Christe, Domine Deus, agnus Dei Filis Patris, cui tollis peccata mundi, miserere nobis,
Preghiamo. O Padre, che alla scuola del Cristo tuo Figlio insegni ai tuoi ministri non a farsi servire, ma a servire i fratelli. Concedi a questi eletti al diaconato di essere instancabili nel dono di sé, vigilanti nella preghiera, lieti accoglienti nel servizio della comunità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta.
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome, che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore. Gloria a Dio Padre. Parola di Dio. Ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare?
Un uomo aveva 2 figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore», ma non vi andò. «Chi dei 2 ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Parola del Signore. Possiamo sedere. Coloro che dovranno essere ordinati diaconi saranno ora invitati a presentarsi al Vescovo. Con il breve dialogo che si svolge tra il Vescovo e il responsabile della formazione è riconosciuta pubblicamente la vocazione dei candidati. È un rito che ricorda che ogni vocazione nasce dalla chiamata di Dio, fiorisce nella Chiesa ed è confermata da coloro che nella Chiesa hanno il compito di discernerne la sua autenticità. Si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi. Alessandro Camillo, Claudio Foltran, Amadeo Saracino, Vincenzo Vitelli. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei Abbiamo ascoltato un brano del Vangelo breve, però intenso. I pubblicani e le prostitute vi passeranno davanti nel regno dei cieli. È evidente che con parabole e discorsi come questi Gesù si attirava l'antipatia, l'odio, la persecuzione delle autorità ebraiche. Li accusa di essere gente che dice e non fa,
Gente che nel regno di Dio sarà sorpassata da pubblicani e prostitute, due categorie non certo famose per esemplarità religiosa. Appare chiaro infatti che nel primo figlio, quello che dice sì, Signore, ma poi non fa quello che il padre gli domanda, in quel primo figlio sono tratteggiati i capi del popolo, in apparenza fedeli, osservanti della legge, ma di fatto lontani da Dio, perché rinchiusi nella propria autosufficienza, basata anche su motivi religiosi. Mentre nel secondo figlio, quello che dice non ho voglia, mentre poi si pente e va a lavorare nella vigna, sono delineati tutti coloro che rimangono magari per lungo tempo lontani dal Signore, ma poi sono capaci di pentirsi e tornare da Lui. In che senso è attuale e parla a noi questa parabola? Io credo che la sua attualità anche per il nostro tempo è data dal fatto che possiamo senza grande fatica riconoscerci non solo in uno soltanto di quei due figli, ma in tutti e due. Assomigliamo al primo quando pensiamo che bastino le parole o le buone intenzioni o qualche buon sentimento per fare veramente la volontà di Dio, per essere a posto davanti a Lui. Quante volte ci capita di fare dei discorsi pieni zeppi di buonsenso, di buoni sentimenti, oppure quante volte li sentiamo fare questi discorsi, magari in chiesa, e ci diciamo, diamine, cosa ci vuole per fare queste cose? Sono così chiare? Chi non capisce che bisogna essere buoni, onesti, volersi bene, eccetera? Siamo come quel figlio, il primo. Quando sentiamo il comandamento del Signore diciamo che noi sì, Signore, convinti magari che lo metteremo in pratica senza tanti problemi. Ma poi quando ci accorgiamo che questo comandamento costa fatica, ci fa perdere tempo, ci chiede di rinunciare a qualcosa di nostro o di piacevole, di cambiare il nostro modo di pensare e di agire, allora cambiamo idea e lasciamo perdere il comandamento del Signore o quella intuizione buona che lo Spirito aveva fatto sorgere nel nostro cuore, alla quale avevamo consentito subito, però poi la lasciamo stare, la lasciamo perdere. Ma se ci pensiamo ci accorgiamo di assomigliare parecchio anche al secondo di quei due figli, quello che dice non ne ho voglia. È una frase che spesso entra nel nostro repertorio. Non ho più voglia. Non ho più voglia. Frequentemente infatti siamo trasportati proprio dalle nostre voglie, dai nostri stati d'animo immediati, e diamo più credito a questi che non alla parola e ai comandamenti del Signore. Potremmo dire che i due figli della parabola sono personaggi di una sorprendente modernità. Sono personaggi che mostrano di lasciarsi guidare dai loro sentimenti impulsivi, dalle loro emozioni, dagli stati d'animo immediati. Da uno stato d'animo di facile entusiasmo, il primo, un entusiasmo però del tutto superficiale, che passa presto, come presto passano gli stati d'animo emotivi. Si tratta infatti di un entusiasmo che lascia il posto alla pigrizia e alla rinuncia. Sì, Signore, ma non andò. Anche il secondo, come abbiamo visto, si lascia guidare dalla voglia del momento, precisamente dalla poca voglia. Non ho più voglia. Gli stati d'animo immediati, le emozioni non bastano per fare la volontà di Dio. Ecco il primo messaggio di questa lettura. Non bastano, ed è anche troppo evidente quando sono negativi,
di poca voglia, di pigrizia, di egocentrismo. Ma non bastano neanche quando sono buoni. Non bastano non nel senso che non vada bene provare emozione, commozione ed entusiasmo davanti a certi brani del Vangelo, sentirsi attratti da alcune parole e dagli insegnamenti di Gesù o da testimonianze di altre persone che vivono come Gesù e toccano il cuore. No, questo non è affatto male, perché noi per primo reagiamo attraverso le emozioni, gli stati d'animo, il sentire immediato, ma bisogna stare attenti che molto spesso si tratta di stati d'animo solo emotivi, passeggeri. Guai se li prendiamo come una fede ormai solida e definitiva. Cosa occorre fare allora alla luce della parola del Signore? Pentirsi e credere, come ha fatto il primo figlio. Poi si pentì e ci andò. Come dice Gesù che hanno fatto i pubblicani e le prostitute, si pentirono e credettero. Pentirsi appunto di questo, di essersi lasciati o di continuare spesso a lasciarci guidare dalla voglia del momento, quella buona o quella cattiva, peggio ancora. Pentirsi della superficialità e credere alla parola e al comandamento del Signore. Figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Non è un esempio quello che dice questo, ma è quello che dice anche noi. Figlio, va a lavorare nella vigna. Va anche se non ne hai tanta voglia. Va anche se non ti sembra, anche se ti sembra che non ci sia molto da fare o molto da raccogliere. Va anche se provi fatica. Va. Credere in questo comando significa credere che è per il mio bene, anche se in determinati momenti non ne capisco pienamente il senso o mi pesa metterlo in pratica, ma proprio se tu continui a crederci e a farlo, ad attuarlo, fai la volontà del Padre. Solo così potremo realmente compiere la volontà di Dio nostro Padre e partecipare alla sua vita e alla gioia che Egli promette. Cari candidati, ho fatto questa lunga introduzione non dimenticandomi di voi. Pensavo, mentre preparavo queste riflessioni, che la scelta con cui oggi voi vi rendete disponibili a ricevere l'ordine sacro del diaconato non è espressione di una voglia superficiale o di uno stato d'animo passeggero, no. È l'accoglienza frutto di un lungo discernimento, l'accoglienza definitiva dell'invito del Signore. Figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Questo invito è certamente risuonato nel vostro cuore e voi l'avete accolto già prima che germogliasse nella vostra vita la vocazione al ministero ordinato. Non l'avete sentito qualche anno fa, da molto tempo. Anzi, potremmo dire che questa vocazione al diaconato ha trovato terreno accogliente ed è germogliata in voi proprio perché avevate già accolto l'invito a lavorare nella vigna del Signore. Ora, con questo gesto sacramentale che compiamo, il Signore, mediante il dono del suo Spirito, vi consacra a lavorare in questa vigna non soltanto con la voglia e l'entusiasmo passeggero di un momento, non solo facendo affidamento sui vostri personali stati d'animo, ma avendo, grazie al dono della grazia sacramentale, gli stessi
sentimenti di Cristo Signore, come ci ha raccomandato Paolo nella seconda lettura, perché uno, ascoltandomi a parlare poco fa, avrebbe potuto dire: ma come? Ma se San Paolo dice abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Signore, tu dici male dei sentimenti, ma i sentimenti che furono in Cristo Signore non furono emozioni passeggere, non furono impulsi emotivi, si trasformarono in agire, in vita. Ecco i sentimenti che noi dobbiamo coltivare. E voi oggi ricevete lo Spirito Santo per poter ricevere esattamente e maturare gli stessi sentimenti che furono in Cristo Signore. Sentimenti di dedizione totale e per sempre al bene della Chiesa nella forma del servizio gratuito e fedele, segni e strumenti di come Gesù si è reso servo del Padre e dei fratelli. Quanto c'è bisogno nella Chiesa e nel mondo di persone che vivono in questo modo il servizio. Voi siete chiamati a ricevere il dono del Signore che vi chiama e vi abilita a vivere così, avendo in voi gli stessi sentimenti di Gesù, che si è posto in mezzo ai suoi discepoli come colui che serve. Vi siamo accanto con l'amicizia e con la comunione di fede e di preghiera. Invochiamo l'aiuto del Padre perché il dono che Egli vi fa con questa ordinazione porti realmente frutti buoni per la vostra vita, per la vita della vostra famiglia, per la vita delle vostre parrocchie, della nostra diocesi e per la Chiesa intera, ma anche per il mondo, ovviamente. Possiamo rimanere seduti. Gli ordinandi manifesteranno ora davanti al Vescovo e al popolo di Dio la volontà di accogliere gli impegni che il ministero diaconale comporta. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del diaconato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunciarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Volete custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio per la Chiesa e il mondo intero? Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.
Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ci mettiamo in piedi. La Chiesa pellegrina sulla terra si unisce alla Chiesa celeste per invocare Dio, fonte d'ogni bene, perché riempia del suo spirito i nostri fratelli che stanno per dedicarsi al servizio diaconale. Mentre essi si prostreranno a terra in umile e fervorosa preghiera. Al termine delle litanie, il Vescovo imporrà le mani sul capo di ciascun eletto. È il gesto apostolico di trasmissione dei doni di Cristo a coloro che Egli ha scelto. Quindi, con la solenne preghiera di ordinazione che seguirà, ne verrà espresso il senso e la portata. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio, Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Marco, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. San Bartolomeo, prega per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Santi Ermagora e Fortunato, Pregate
Sant'Alessandro, prega per noi. San Claudio, prega per noi. Sante Perpetua e Felicità, pregate per noi. Sant'Agnese, prega per noi. Sant'Augusta, prega per noi. Santi martiri di Cristo, pregate per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Tiziano, prega per noi. San Magno, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. San Benedetto, Prega per noi. San Venanzio Fortunato, prega per noi. Sant'Amedeo, prega per noi. San Rocco, prega per noi. Santi Francesco e Domenico, Pregate per noi. San Vincenzo, Prega per noi. San Francesco Saverio, Prega per noi. San Francesco di Sales, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, pregate per noi. San Giovanni Bosco, prega per noi. San Leonardo Murialdo, Prega per noi. San Giovanni XXIII, Prega per noi. San Paolo VI, Prega per noi. San Luigi Guanella, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, Prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino, Prega per noi. Beata Giuliana da Collalto, Prega per noi. Beato Marco Daviano, prega per noi. Beato Giuseppe Toniolo, prega per noi. Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. Beato Luigi Tezza, Prega per noi. Beato Claudio Granzotto, Prega per noi. Beata Maria Mastena, prega per noi. Santi e santi tutti di Dio, pregate per noi. nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. salvaci, Signore, da
salvaci Signore. Per la tua incarnazione, salvaci Signore. Per la tua morte e risurrezione, salvaci Signore. Per il dono dello Spirito Santo, salvaci Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa, ascoltaci Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci Signore. benedici questi tuoi eletti, Ascoltaci Signore. benedici e santifica questi tuoi eletti, benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti, Ascoltaci Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci Signore. aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci Signore. Custodisce e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Dio, la nostra comune preghiera, accompagna col tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore.
Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo, tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che, mediante i 3 gradi del ministero da te istituito, cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera, guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi perché servano al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, o Signore, effondi in loro lo Spirito Santo che li fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio che non venne per essere servito, ma per servire, e giungano con Lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Possiamo sedere. I novelli diaconi saranno ora rivestiti della veste liturgica propria del diacono, la stola portata trasversalmente e la dalmatica. Riceveranno poi dal Vescovo il libro dei Vangeli, di cui sono divenuti annunciatori, e scambieranno il gesto di pace con il Vescovo e con gli altri diaconi presenti, quale segno di ingresso nell'ordine diaconale. Ci uniamo insieme al canto «Mia dimora sarà», che possiamo seguire nel sussidio. Quanto sono mirabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Mia dimora sarà la casa del Signore. Quanta gioia mi dà
Alessandro, ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Claudio, ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Amedeo, ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Vincenzo, ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Pace sia con te. Mia dimora sarà la casa del Signore, quanta gioia mi dà il servire a Lui. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Mia dimora sarà la casa del Signore, quanta gioia mi dà il servire a Lui. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore, mio Re e mio Dio. Mia dimora sarà la casa del Signore, quanta gioia mi dà il servire a Lui. Ci alziamo in piedi e rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio,
Possiamo sedere. Perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre Santo, i nostri doni in questo memoriale del Cristo tuo Figlio, il quale nell'ultima cena volle lavare i piedi ai suoi discepoli, e fa che tutti noi, offrendoci in sacrificio spirituale, siamo riempiti dello spirito di umiltà e di amore nel servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio, pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai stabilito nella sua Chiesa una molteplicità di ministeri. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo amore siano servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Plini sunt cieli et terra, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi sono ammessi all'ordine del diaconato. Rendili veri imitatori di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. La Santa Comunione sarà distribuita davanti all'altare della celebrazione e presso il primo altare delle navate laterali. Accostiamoci con devozione e al sacramento del corpo di Cristo, nel quale Egli si rende disponibile all'incontro con noi. Viviamo con fede questo momento di grazia e uniamo le nostre voci nel canto di comunione. Fratello
la gioia di Dio, a chi soffre ed attende un aiuto, a chi solo ha bisogno di amore. Chiamato da Cristo per essere come Cristo, sei servo di tutti, che porta il Vangelo a tutti. Chiamato da Cristo, rinnovi la sua presenza, sei segno di carità. Preghiamo. O Padre, che ci nutri con il corpo e sangue del tuo Figlio, concedi ai tuoi ministri di essere fedeli dispensatori della parola, dei sacramenti e della carità, per il bene del tuo popolo e la gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Prima di concludere questa lunga ma bella e intensa celebrazione, non so quale augurio migliore di quello che la preghiera che abbiamo appena recitato ci fa dire: siano fedeli dispensatori della parola, del sacramento, della carità. Così abbiamo chiesto al Signore e così auguriamo a ciascuno di voi quattro, cari Amedeo, Claudio, Alessandro e Vincenzo. Domenica scorsa c'è stato un ritiro con i diaconi permanenti e con i 4 eletti e ha chiesto a me di farlo e l'ho fatto su indicazione di Don Bruno sul rito e devo dire di averlo vissuto in maniera molto più intensa questa sera, proprio penso anche voi diaconi, dopo aver meditato i vari gesti, il significato delle varie parole che abbiamo compiuto. È stata una bella esperienza anche per me. Ecco. In terzo luogo comunico, ormai è già pubblico, che con questa ordinazione diaconale si conclude il servizio durato ben 9 anni di Don Bruno Daniel come responsabile del diaconato permanente. Se fosse stato per me gli avrei chiesto ancora di continuare, perché posso solo ringraziarlo per il bene, il modo con cui l'ha portato avanti, con grande dedizione, generosità e intelligenza. Purtroppo la sua salute è quella che è, quindi mi ha domandato seriamente di poter essere sostituito e quindi ho chiesto a Don Alberto Sartori, che è qui proprio vicino, Don Bruno e si avvicenderanno. Facciamo il nostro più caro ringraziamento a Don Bruno e il nostro più caro augurio a Don Alberto, che insieme a Don Giampietro e a Padre Daniele dei Deoniani costituiscono, insieme a Mario Introvigno, un po' l'equipe che si occupa e dedica tempo, attenzioni, affetto e cura ai diaconi permanenti. Un'ultima parola alla comunità del diaconato. Penso che sia un momento bello e gioioso anche per loro quando qualcuno diventa ministro ordinato nel grado del diaconato. È un segno di fiducia, un segno di speranza, un segno che il Signore continua a chiamare e è fedele alla sua bontà, alla sua generosità. Ecco, invochiamo proprio che sia anche per la comunità del diaconato sia un momento fruttuoso, un germoglio di speranza e di fiducia quanto abbiamo celebrato. La benedizione che daremo è estesa a tutti coloro che ci hanno seguiti attraverso la Tenda TV, che ringrazio, e Radio Palazzo Carli, che ugualmente, a cui
ugualmente esprimo la mia riconoscenza. Il Signore sia con voi. Dio che vi ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa, vi renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente i poveri e i sofferenti. Egli che vi ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita autentici testimoni della sua parola. Dio che per mezzo del suo Spirito vi ha costituito dispensatori dei suoi misteri, vi conceda di essere costruttori di verità e di pace a imitazione di Gesù Cristo, suo Figlio. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio. soffre ed attende un aiuto, a chi è solo il bisogno di amore. Chiamato da Cristo per essere come Cristo, sei servo di Dio che
condividi con gli altri il tuo dono. Il Signore ti ha scelto e inviato per un bene che senza misura